L'Arlef, in un incontro del Parlamento europeo, ha sostenuto la necessità di creare una specifica agenzia europea per le lingue minoritarie e ha candidato il Friuli a ospitare. La domanda dalla creazione di un'agenzia internazionale per la difesa delle lingue minoritarie è stata condivisa di casate associazioni e agenzie di tutele in occasione di una riunione dell'intergruppo europeo minoranze tradizionali, comunità nazionale Lenghis. Già 20 anni fa il Parlamento europeo ha tagliato i finanziamenti in poi dalle minoranze linguistiche e culturali. Sintin su questo il presidente dall'Arlef, Eros Cisilino. Sicuramente noi abbiamo presentato la proposta e siamo un lavoro interessato che venga chiamata in considerazione la nostra regione proprio per la particolarità linguistica, che abbiamo 4 lingue che vengono doprati ogni giornata e in qualche istituto scolastico che viene letto sulla stampa da queste giornate. Per cui noi pensiamo che il Friuli potrebbe essere una dei posti, ecco, una regione lì che si può ristabilire l'agenzia europea delle lingue minoritarie. Forse non saranno gli unici che fanno che proposta qui, ognuno alvarà sicuramente la sua, ma noi partiamo in davanti alla nostra causa che tra l'altro è una roba che abbiamo promovuto ormai di tempo. E il vantaggio in che caso per la nostra regione? Beh, è un vantaggio sicuramente reale, proprio perché vi ho detto che la nostra regione, a parte la valorizzazione politica, ma che attraversa ecco, un ponte di aggregazione anche perché riguarda tutte le buone pratiche per la divulgazione delle lingue minoritarie, si studi e soprattutto l'applicazione delle norme che sono già anche prodotte per legge.